Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'esperto di calciomercato. Batman napoletano, come state? Vai giù, Colomi, come state? Tutto bene? Spero di sì. Questo video andrò a ricostruire il Napoli, vi porterò il mercato che avrei fatto io, secondo me, per vincere Coppa Italia e Scudetto. Il mercato che avevo fatto al posto di Aurelio De Laurentiis in questa finestra di gennaio dovevo andare a dire tutte le vendite, tutti gli acquisti e il motivo, e poi cambiamo anche allenatore. Allora partiamo subito. Allora abbiamo il budget dei soldi della Champions che ci hanno dato 40 milioni e vendiamo Meretta, poi Buongiorno, Marianucci per la difesa. A centrocampo vendiamo Anghissà, in mente di rivoluzionare un po' tutto, perciò ho venduto Anghissà. In attacco vendo Ambrosino e Politano. Meretta lo vende a 18 milioni. Poi Alessandro Buongiorno una trentina di milioni penso che me faccia. Poi Marianucci 3 milioni. Anche se ho un po' tirato 3 milioni per le prestazioni, per le poche prestazioni che ha fatto Marianucci, per le poche e brutte prestazioni che ha fatto con la maglia del Napoli. Tra l'altro che è stato pure venduto ieri nell'ultimo giorno di mercato al Torino per in prestito un diritto. Io l'ho ceduto normale. Poi Anghissà lo vendiamo a 40 milioni di euro, Ambrosina a 10 e Politano a 25. Raggiungiamo un totale di tutte queste vendite più i soldi della Champions, raggiungiamo un totale di 166 milioni di euro che le andiamo a spendere per Caprile come sostituto di Milinkovic Savic, la difesa Marquinhos, a centrocampo come sostituto di Anghissà andiamo a prendere Miretti, in attacco avevo preso Santos e Vlahovic. Caprile lo avrei venduto, cioè l'avrei comprato per 11 milioni di euro. Marquinhos 50 milioni di euro, Miretti 18 milioni di euro, Alice Santos 20 milioni e Vlahovic a 20 milioni. Nuovo allenatore Maximiliano Allegri. Allora, ora vi spiego un po' tutto. Perché ho deciso di vendere Meret, Buongiorno, Anghissà e Politano. Lascio stare Marianucci e Ambrosino perché tra virgolette facevano riserve e riserve. Ma vabbè. Allora, giù, Meret prima di tutto è discontinuo, diciamolo. Ok, ha vinto 2 scudetti, ne può vincere pure 50. Ok? Però fa una partita buona, 2 partite buone, ma 5 no. Capito? Quindi, cioè, ha pigliato, ok? L'ultimo gol, l'ultimo e il penultimo gol del Chelsea che ci ha fatto, ok? Quello là che è andato laterale, è stato un errore. Ci stavano facendo pure tunnel, quindi e poi non ne voglio dire altri, come nella partita con Milan, oppure anche con la Juventus, ok? Buongiorno, perché è sempre infortunato, Anghissà per vecchiaia, per lo stesso motivo di Politano, che sono fondamentali per il Napoli, però nel Napoli di oggi si stanno facendo un po' troppo vecchi. Ho come idea quella di ringiovanire la squadra e trasformare il Napoli del futuro e magari che può vincere quest'anno lo scudetto e Coppa. Poi Caprile l'ho preso perché il mutamento è enorme. Secondo me con Conte quel poco che ha fatto pure bene. Ricordiamo la partita contro la Juventus l'anno scorso. Marquinhos 50 milioni
deciso di fare questo investimento perché Marquinhos ti porta esperienza, non è poi così tanto vecchio, terrà 26 anni massimo, 27. Poi Miretti, molto forte al centrocampo, Alice Santos e Vlahovic perché per rinforzare quella fascia e l'attacco perché sono due profili che il Napoli ha trattato, uno in estate, cioè Vlahovic e uno io nel mercato invernale, quello che si è appena concluso, quindi su per giù sono due profili molto buoni che con Conte possono fare molto bene. Cioè con Massimiliano Allegri possono fare molto bene. Perché ho scelto Massimiliano Allegri? Perché è uno che ti sa gestire gli infortuni. Conte ne sa qualcosa, che non li sa gestire tanto bene. E ti fa bene sia in Champions che in campionato. Va bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, aggiù.